Buongiorno, ai titoli con le principali notizie. Aggela senza limiti il mercato della droga che coinvolgeva professionisti e politici. L'operazione della polizia ha azzerato una rete di spaccio con 772 cessioni di cocaina in un anno, 13 gli arresti. Ad Agira la mafia rurale con violenze ed estorsioni controllava pascoli e terreni, 4 arresti. A Palermo tra i nuovi ricercati c'è anche un insospettabile avvocato che faceva da talpa per Cosa Nostra dopo i 181 arresti nel maxi blitz di ieri. E scontro a Palermo sul servizio di trasporto pubblico urbano gestito dall'AMAT. Sono arrivati nuovi mezzi, ma mancano gli autisti. A Catania, l'ottava di Sant'Agata, sulle nostre reti torna Devoti tutti dalle 19 in diretta, la messa celebrata dall'arcivescovo Renna e la processione in Piazza Duomo. Con Sanremo arrivano anche i tormentoni che ci porteranno almeno fino all'estate, un festival meno dance rispetto all'anno scorso, ma con una buona quota di hit radiofoniche che sono entrate già in testa. Calcio, il successo di Monopoli rilancia il Catania in chiave play-off. In Coppa Italia il Trapani perde a Rimini e dice addio alla finale. Buongiorno, e dunque Aggela, un mercato della droga senza limiti che coinvolgeva insospettabili professionisti e politici. L'operazione H24 Store della polizia ha azzerato una rete di spaccio con, pensate, 772 cessioni di cocaina in un solo anno, 13 gli arresti. Giro Italia. Un sistema capillare che consegnava droga a domicilio ogni ora del giorno e della notte. Lo spaccio avveniva sotto casa dei pusher o direttamente nelle mani di professionisti pronti a pagare fino a 500 euro a dose. A capo della rete piccoli autonomi dello spaccio svincolati dalle organizzazioni mafiose ma perfettamente organizzati. Ma il dato più inquietante riguarda la clientela. Tra gli acquirenti figurano avvocati ed ex politici locali, professionisti insospettabili che non solo consumavano coca ma in alcuni casi fornivano anche consigli agli spacciatori su come muoversi per evitare controlli. Tanti anche clienti giovanissimi. Il procuratore Salvatore Vella non ha dubbi, una parte della ricchezza locale viene bruciata in cocaina. Abbiamo registrato un consumo spalmato su diverse fasce della popolazione, professionisti, ragazzi, piccoli operai, cioè il consumo della cocaina è assolutamente diffuso ed è una cosa estremamente preoccupante perché la cocaina oggi è la fonte di reddito principale delle organizzazioni criminali. Il mercato viene fidelizzato e parcellizzato e Aggela gira cocaina di altissima qualità, come conferma il primo dirigente della Polizia di Stato, Felice Puzzo. Si sono proprio meravigliati gli operatori per il grado di purezza che la cocaina sequestrata a Aggela assume rispetto ad altri luoghi della Sicilia. L'operazione è il risultato di mesi di intercettazioni, pedinamenti e sequestri. Già a novembre, nell'ambito della stessa inchiesta, erano stati arrestati 5 soggetti per possesso di armi da guerra. Gli arresti di oggi smantellano una rete di spaccio con 772 cessioni di cocaina documentate. 9 persone sono finite in carcere, 3 domiciliari e una con obbligo di firma. Adesso ad Agira siamo nell'ennesima operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Ha arrestato 4 persone responsabili di reati della mafia rurale. Scoperta infatti violenze ed estorsioni per il controllo di pascoli e terreni. Rita Cinardi. La gestione dei pascoli e dei terreni e il ricorso alla violenza e all'intimidazione per imporre il proprio volere. Sono queste le accuse mosse a 4 persone raggiunte questa mattina da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emesse dal GIP di Caltanissetta al termine di una lunga indagine della Direzione Distrettuale Antimafia. Uno di loro è considerato dagli inquirenti come referente di Cosa Nostra di Agira. Nei confronti dell'uomo, già condannato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, sono stati raccolti gravi indizi sul tentativo di riprendere il controllo del territorio di Agira, avvalendosi proprio di un riconosciuto prestigio tra i clan. Numerosi reati tipici della cosiddetta mafia rurale. 2 estorsioni sarebbero state consumate ai danni di ditte che eseguivano lavori pubblici di modesta entità nel territorio di Agira, alle quali sarebbe stata imposta la cessione di materiale e l'esecuzione di lavori privati. Un'altra consumata ai danni di un imprenditore agricolo, al quale sarebbe stato imposto di ritirare la querela rinunciando al risarcimento dei danni, presentata per un furto subito e per il quale erano state rinviate a giudizio 3 persone.
Una quarta estorsione, sempre ai danni di un imprenditore agricolo, al quale sarebbe stato imposto di dare in affitto un terreno per il pascolo ad un soggetto ritenuto vicino a presunti personaggi criminali dei terreni limitrofi. In tal modo, secondo il presunto referente di Agira, si sarebbero evitati conflitti tra appartenenti a differenti associazioni per delinquere operanti in aree territoriali vicine. È stato poi accertato un incendio di 70 balle di fieno ai danni di un imprenditore agricolo e il violento pestaggio di 2 allevatori al fine di imporre sui terreni delle vittime il pascolo dei propri animali. E proseguono intanto le indagini dopo i 181 arresti di ieri nel maxi blitz antimafia a Palermo. Adesso gli inquirenti si concentrano sulle talpe che hanno agevolato i mafiosi, avvertendoli su imminenti blitz e sulla presenza di microspie, tra loro anche un insospettabile avvocato. Simona Mazzona. Informatori pronti a spifferare notizie riservate su imminenti blitz e sulla presenza di microspie. Mancano i nomi degli insospettabili che avrebbero agevolato i boss nell'elenco dei 181 fermati nella maxi operazione dei carabinieri a Palermo. Anche un avvocato già iscritto nel registro degli indagati che aveva telefonato a uno dei capi di Cosa Nostra chiedendo di incontrarlo per 5 minuti. Lo avvertirà delle indagini e delle microspie in macchina. L'indagine è adesso concentrata sulle talpe che a più riprese hanno aiutato i boss di Palermo e provincia. Grazie alle intercettazioni, nonostante il linguaggio criptato, gli inquirenti stanno scavando a fondo per rintracciare gli informatori del clan. Forse devo andare 2-3 mesi in Germania, diceva uno degli organizzatori di scommesse online, costretto a doversi allontanare dall'Italia. Si portano a tutti, hai capito? Spiegava il suo interlocutore. Mafiosi aggiornati, in grado di sfruttare le ultime tecnologie e il dark web per acquistare le armi, impegnati a reclutare affiliati affidabili, a fare soldi col narcotraffico, con cellulari criptati per contattare l'esterno. È stata proprio quella tecnologia però a incastrarli, un malfunzionamento del sistema e la chiamata all'appello di tutti i partecipanti della chat ha fornito agli inquirenti i nomi dei boss serviti sul piatto d'argento. Nell'inchiesta è finito anche l'imprenditore di Partinico Bacchi, padre di Francesco, il 22enne ucciso nel corso di una rissa un anno fa davanti alla discoteca Medusa di Balestrate. Tra gli arrestati Angelo Barone, accusato di gestire per i clan il redditizio settore delle scommesse online e del gioco d'azzardo. E in manette anche il 22enne Gaetano Fernandez, indagato assieme al fratello, protagonista a 14 anni del film Sicilian Ghost Story sulla vicenda del piccolo Giuseppe Di Matteo, sequestrato, imprigionato, poi sciolto nell'acido dalla mafia corleonese per far tacere il padre che stava collaborando con la giustizia. E l'operazione dei carabinieri di ieri contro i principali mandamenti mafiosi di Palermo fa emergere 2 elementi, ancora altri. Il primo è che il carcere è raggiungibile dai boss, il secondo che a Palermo è ad alta densità mafiosa. Questa è la denuncia di Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia. Sentiamo Marco Gullà. Una battaglia vinta, come si vede anche dall'esultanza dei tanti carabinieri, ma non la guerra. L'operazione di ieri a Palermo ha azzoppato ancora di più Cosa Nostra, ma come ha ribadito il procuratore De Lucia, la mafia vive ancora. Vive perché sono stati registrati oltre 50 episodi di estorsione, certificando la sottomissione di tanti commercianti e imprenditori. Vive perché, come è emerso dalle intercettazioni, i boss comandavano anche mentre erano reclusi in carcere. Con i microtelefonini Ilo Presti, padrini del mandamento di Portanuova, davano la benedizione per i pestaggi, commissionavano estorsioni, facevano videochiamate. Uno scenario inquietante, le carceri che diventano permeabili e luoghi dove vige il codice di Cosa Nostra. Il carcere è un luogo dove ognuno fa quello che vuole. Ho parlato di alberghi a 5 stelle proprio perché negli anni '80 le nostre carceri erano grand hotel, dove si entrava e si usciva, dove spesso era più il prestigio che si riconosceva ai boss carcerati che non l'attività, diciamo, di uno Stato che contrastava i boss che incarcerava. Una città ancora dalla profonda radice mafiosa. I numeri sono una sentenza senza appello. A Messina in manette una donna per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione della madre cosparsa di alcol dalla figlia che la minacciava di darle fuoco. Restiamo sempre a Messina, dove c'è un clima di tensione all'interno dell'azienda trasporti. Sospeso un dipendente per un ammanco di oltre 3.000 euro, ma non sarebbe l'unico caso. Francesco Triolo.
Un ammanco di 3.099 euro tra luglio e settembre 2024 dal sistema di emettitrici meccaniche presenti sui tram e che sono state dismesse a dicembre, e quanto è stato scoperto dall'azienda Trasporti di Messina durante un controllo a campione effettuato lo scorso 6 novembre. L'indagine interna ha portato alla sospensione di un lavoratore che ha ammesso le proprie responsabilità per il 2024, ma non sarebbe l'unico caso venuto fuori. Abbiamo deciso, visto l'accaduto, di ampliare il raggio di ricerca, quindi il raggio di indagine anche agli anni successivi. Pare che appunto vi sia un ulteriore ammanco di 10.000 euro relativo agli anni 2022 e 2023. E pertanto poi prenderemo le decisioni conseguenti. Gli ammanchi ammonterebbero quindi a oltre 13.000 euro. Il lavoratore in questione riusciva ad occultare parte dell'incasso delle 15 emettitrici di biglietti che gli veniva consegnato per la rendicontazione. Il caso è diventato anche politico perché è esploso nelle aule del Consiglio Comunale e poi cavalcato dai sindacati, con un clima di tensione cresciuto di giorno in giorno. Io ho ricevuto una email anonima piuttosto ostile, mi regherò presso le autorità competenti per denunciare l'accaduto. ATM sta predisponendo tutta la documentazione per consegnarla poi alla Procura della Repubblica. Ed è scontro anche a Palermo sul servizio di trasporto pubblico urbano gestito dall'AMAT. Sono arrivati nuovi mezzi, ma mancano gli autisti. Maglio Viola. Gli autobus adesso ci sono e alcuni sono anche elettrici o comunque ecologici, ma in strada restano una cinquantina di mezzi in meno di quelli che servirebbero per coprire il servizio in una grande città come Palermo. L'AMAT, l'azienda che si occupa del trasporto urbano, non riesce a mettere in strada più di 140 o 150 autobus, a fronte di quasi 200 necessari per un servizio efficiente in aggiunta alle 3 linee di tram. Questo perché all'appello mancano almeno 80 autisti ed è altissimo il livello di assenza di quelli in servizio. 10 appena assunti si sono ammalati e sono stati destinati a servizi interni agli uffici per effetto di un certificato medico che li ha tolti dalla strada, ma più in generale le assenze per malattia raddoppiano nei turni notturni e durante le feste. Una situazione a fronte della quale è nato uno scontro con Comune AMAT da un lato, CGIL e UIL dall'altro, ma c'è anche un secondo scontro con posizioni diverse fra sindacati, con la CISL che non vuole buttare la croce sui lavoratori o sull'azienda e chiede piuttosto un intervento del Comune. È un fatto acclarato oggi l'assenza di operatori di esercizio, ma l'AMAT di Palermo si è mossa in tal senso con un bando di assunzioni per 100 autisti. Il vero problema da affrontare oggi è l'approvazione del piano industriale oggi in giunta, per dare poi un'accelerazione alla sottoscrizione del contratto di servizio con la Regione Sicilia. Per realizzare un vero cambio di passo e dare slancio a una riorganizzazione aziendale che garantisca un servizio più funzionale e sicuro ai cittadini palermitani. La parola passa al Consiglio Comunale dopo la firma del contratto di servizio che cambierà il bilancio dell'AMAT, modificherà anche la gestione di servizi aggiuntivi come le strisce blu e dovrà intervenire sui costi del tram. Allora l'azienda avrà la consistenza economica per assumere, sempre che i nuovi assunti non si ammalino appena entrati in servizio. A Catania la polizia ha arrestato uno spacciatore di droga che possedeva un'auto con un lampeggiante blu utilizzato per eludere i controlli delle forze dell'ordine ai posti di blocco. Restiamo sempre a Catania, all'Ottava di Sant'Agata, l'ultimo giorno di festa, è momento per fare anche un primo bilancio delle processioni. Infatti le nostre emittenti trasmetteranno con lo speciale Devoti Tutti a partire dalle 19 in diretta la messa celebrata dall'Arcivescovo Renna e poi la processione in Piazza Duomo. Sentiamo Adelaide Barbagallo. In cattedrale a Catania l'esposizione delle reliquie, un susseguirsi di celebrazioni eucaristiche e l'Ottava di Sant'Agata. In basilica tantissimi devoti che pregano e venerano la patrona della città. Dopo le intense e partecipate processioni del 4 e 5 febbraio, il 12 è il giorno del ringraziamento. È giornata di ringraziamento, ma è anche giornata in cui raccogliere e accogliere il dono che certamente a Sant'Agata avrà fatto a ciascuno, perché questo dono possa diventare possibilità per vivere meglio i giorni che seguono, i giorni che ci appartengono. È anche il momento di fare un bilancio della festa, quest'anno ancora più composta e con un maggior clima di preghiera. Il capovara Claudio Consoli esorta però i devoti a non perdere la tradizionale invocazione a Sant'Agata.
Va bene la preghiera nel cordone, sta venendo però meno il tradizionale tutti devoti tutti, cittadini, viva Sant'Agata, e questo non va bene perché si perde nel tempo se così dovesse andare la nostra identità, la nostra tradizione. Questo mi sono accorto anch'io. Alla parola cittadini non corrisponde alle volte la risposta viva Sant'Agata. I telespettatori di Antenna Sicilia e Telecolor potranno vivere ancora una volta in diretta gli ultimi momenti dell'ottava di Sant'Agata. Alle 19 a reti unificate, dunque su Antenna Sicilia e Telecolor la messa celebrata dall'arcivescovo Luigi Renna e poi la processione in Piazza Duomo, trasmessa in diretta solo su Antenna Sicilia. Appuntamento dunque a più tardi con ancora una volta devoti tutti, anche in streaming sulla siciliaweb.it. Un'intensa attività esplosiva in corso dal cratere di sud-est dell'Etna, lo fa sapere l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania e la SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, annuncia che a causa dell'attività eruttiva vulcanica appunto dell'Etna e le emissioni di cenere in atmosfera ha chiuso 3 settori dello spazio aereo, però al momento è garantita l'operatività dello scalo. C'è una notizia di sindacale, ST Microelectronics in Italia chiederà la cassa integrazione guadagni ordinaria per il sito di Catania e c'è il nuovo investimento che è chiamato SIC per circa una settimana da marzo e circa una settimana di aprile. Saranno coinvolti un massimo di 2.500 dipendenti su un totale di 5.400 dipendenti appunto dello stabilimento di Catania. La riduzione temporanea non è correlata al programma globale, fa sapere la ST, ma ha annunciato da ST per ridisegnare la base della manufatturiera, accelerando la capacità produttiva del silicio e del carburo di silici, ridimensionando così la struttura di costo globale. Ci fermiamo una breve pausa, poi a Catania il degrado in cui versa la fontana al Tondo Gioeni. Oggi ci occupiamo del declino della fontana al Tondo Gioeni a Catania, inaugurata nel 2018, è già un monumento al degrado, con le lastre di marmo che si staccano dalle pareti. Tonino De Mana. La fontana senza acqua, il giardino verticale con il beige del cemento che prevale sul verde, i corpi illuminanti allagati nell'aiuola quasi fossero dei portafiori, la vasca piena di foglie e rifiuti. Ecco quel che resta della fontana al Tondo Gioeni, inaugurata nel 2018 dall'allora sindaco Enzo Bianco. A distanza di 7 anni è già un monumento al degrado, sotto gli occhi di migliaia di persone che percorrono la circonvolazione di Catania. In tanti passano con le auto, guardano la fontana e si indignano. I più attenti avranno notato anche pezzi di marmo staccati dalla parete. Acqua che manca per intere settimane. Ma la cosa ancora più grave è che troviamo pezzi di marmo a terra ed altri che stanno per cadere. Prosciugata ed abbandonata, un destino che accomuna il monumento al Tondo Gioeni al parco Beppe Montana, entrambi realizzati da un'amministrazione di altro colore politico. Io invito l'amministrazione attuale ad occuparsi di questa problematica nell'interesse della cittadinanza tutta, ma non vorrei che accadesse quello che è accaduto nelle passate amministrazioni, quando per colore diverso politico questa fontana veniva abbandonata. Spero che l'amministrazione faccia un passo avanti. Di bianco resta soltanto il colore del pavimento e delle mattonelle, colpa del calcare, presente un tempo nell'acqua. Pronti per una seconda serata del Festival di Sanremo, oltre ai cantanti in gara, anche super ospiti, tra cui Damiano David, ex frontman dei Maneskin. Sentiamo Veronica Barbarino. Tutta l'Italia o quasi, come dice il testo di Gabri Ponte, scelto come jingle ufficiale del Sanremo di Carlo Conti, ha seguito la prima serata del festival. Un momento significativo della serata è il messaggio di Papa Francesco sulla pace, seguito dall'esibizione di Noah, israeliana, e Mira Wad, palestinese, protagoniste di un duetto mano nella mano sulle note di Imagine in lingua ebraica e araba. La musica può aprire il cuore all'armonia.
Ora l'attenzione si sposta sulla seconda serata, che vedrà, oltre ai cantanti in gara, dei super ospiti, tra cui Damiano David, ex frontman dei Maneskin. Vive ormai a Los Angeles, ma il suo cuore è in Italia, dove tornerà questa sera per calcare per la terza volta il palco dell'Ariston, la prima da solista dopo la vittoria nel 2021 con la band e il trionfo all'Eurovision. È attesa per la sua esibizione alla luce della sua nuova versione da divo anni 70, dal look retro che abbandona la apprezzata versione rockettata. E di certo comunque l'attesa magari da tutti coloro che seguono ormai da anni il destino dei Maneskin di sapere se ci sarà un futuro o meno. Non so se Carlo Conti oserà rivolgere la domanda che molti italiani ormai affezionati proprio alla conformazione Maneskin si stanno ponendo. Non ci resta quindi che aspettare appuntamento a stasera per nuove emozioni dal palco dell'Ariston. E con Sanremo arrivano anche i tormentoni che ci porteremo almeno fino all'estate. Un festival meno dance rispetto all'anno scorso, ma con una buona quota di hit radiofoniche che sono entrate già in testa. Eva Spampinato. Cuoricini, cuoricini. Sui cuoricini dei Comacose siamo tutti d'accordo. Dalla prima nota si capisce che è loro la canzone tormentone del Festival di Sanremo 2025. Ritmo anni 80, fresca, leggera, spensierata e paracula al punto giusto per invadere non solo l'etere radiofonico ma anche le storie di Instagram. Che anche la canzone di Sara Toscano tormenterà alle radio. Anche se ti scorderò in un club il sabato. La quota ritornello da storie social la vince Willy Peyote con Grazie Mano Grazie, unico testo politico del festival dal taglio intelligente e progressista. Grazie ma no, grazie ma no. La catanese Marcella Bella, che fisico e che look, porta all'Ariston la quota dance del festival e il ritornello Woman Power che mancava. Il podio finale si conoscerà solo tra qualche giorno e se Giorgia pare essere un punto fermo, Fedez potrebbe essere la rivelazione della classifica. Dentro i miei occhi, guerra dei mondi, tu mi conosci meglio di me. Belle, brave, eleganti, decise, Elodie e Rose Villain non deludono. Fuori legge. E si parlerà anche di Sanremo a Sicilia 24 Focus di oggi, in collegamento con Veronica Barbarino, proprio da Sanremo, ospita in studio di Roberta Lunghi, Mario Venuti, che presenterà anche i 2 prossimi appuntamenti live in Sicilia. Potete inviare le vostre domande al 342 74 55 005 e potete seguire anche la puntata in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Una breve pausa, poi il calcio con Catania che si prepara alla sfida casalinga contro la Casertana, invece il Trapani che è fuori dalla Coppa Italia di Serie C. Per il calcio il Catania si gode il successo di Monopoli e pensa alla sfida casalinga contro la Casertana. Toscano ritrova Quaini e Frisenna in attacco, quasi certa la conferma di De Paoli. Tonino De Mana. Le vittorie sono sempre le migliori medicine e quella di Monopoli al Catania è servita per il morale e per la classifica. Il 2-1 in terra pugliese rilancia le quotazioni dei rossazzurri in chiave playoff, dove la concorrenza è agguerrita con numerose squadre racchiuse in un fazzoletto. Margini di errore che si riducono, partite che iniziano ad essere decisive, come Catania-Casertana di domenica pomeriggio, che mette di fronte 2 squadre con obiettivi diversi di classifica. Ed è iniziata la marcia di avvicinamento alla gara del Massimino con un occhio ancora una volta all'infermeria, anche se l'unico vicino rientro è Lunetta. Di sicuro Toscano riavrà Quaini e Frisenna che hanno scontato i rispettivi turni di squalifica e potrà contare sulla condizione psicologica di Corallo, Ierardi e De Paoli, che in un modo o nell'altro sono stati decisivi contro l'ormai ex capolista del torneo. De Paoli, acquisto last minute del mercato di riparazione, non aveva entusiasmato la tifoseria, forte, si fa per dire, di uno score non certo da bomber di razza, un gol in 21 presenze. Ed invece al veneziani di Monopoli sono bastati poco più di 2 minuti per andare in gol, con una percussione centrale ed una conclusione velenosa che non ha lasciato scampo al portiere avversario. E se il buongiorno si vede dal mattino, il Catania, alla voce attaccanti, ha forse trovato quello giusto. Il Trapani affonda a Rimini e dice addio alla Coppa Italia. Franco Cammarasana. Rimini 3, Trapani 0. Questo è il verdetto della semifinale di Coppa Italia di Serie C.
Nell'occasione il Rimini ha dimostrato di essere squadra ben collaudata e affiatata. Il Trapani, rivoluzionato nell'organico a gennaio, squadra vera ci deve ancora diventare, chissà quanto ancora ci vorrà. In pratica non c'è stata partita perché nel primo tempo il portiere Granata Uicai e un palo colpito da Parigi al 13° hanno impedito al Rimini di andare al riposo in vantaggio. Il portiere Granata già al quarto deve compiere il primo intervento su una conclusione di Parigi, ripetendosi poi al 31° su un tiro di Ubaldi. Per 40 minuti in pratica squadra e tecnico Granata sono rimasti a guardare le giocate del Rimini, accennando una flebile reazione solo negli ultimi 5 minuti. Unico tentativo di far male, la semi rovesciata senza successo di Anatriello al 24°. Nell'intervallo Torrente ha cambiato modulo e fatto ricorso alla panchina. Trapani più manovriero a centrocampo, ma nulla più, finché al 74° su un calcio di punizione dal limite, Cioffi, complice una indecisione di Ucai, non ha sbloccato il risultato. Espulso nell'occasione l'allenatore Torrente per proteste. All'81° espulso anche il Granata Malomo per un intervento rude su un avversario. Col Trapani in 10, all'85° arriva il raddoppio di Malagrida su una palla respinta dal palo su tiro di Cioffi, mentre al 96° su una classica azione di contropiede l'Angella non sigla il definitivo 3-0. È tutto, io mi fermo qui. Dopo la sigla il nostro focus, oggi curato da Roberta Lunghi. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon pomeriggio.